Amici appassionati, ben ritrovati con le emozioni del campionato di eccellenza siciliana. Un saluto da Claudio Costanzo che dal Franco Scoglio in Messina vi racconta Pistunina contro Città di Sant'Agata, partita valevole per la sesta giornata del massimo campionato regionale siciliano. Padroni di casa che vogliono dar seguito al buon punto ottenuto in casa del Camaro, ospiti che di conto vorranno sbarrargli la strada e tornare al più presto ai 3 punti. Prima sulla panchina del Città di Sant'Agata per mister Bellinvia che va a rimpiazzare l'esonerato Formisano. Sceglie il solito 4-2-3-1 per disegnare il suo Pistunina. Dall'altro lato mister Raciti che vede la novità Vitale tra i pali, linea 4 con Caldore e D'Angelo ad agire ai lati di Kiglen e Puzzone, Ardire che dà a fare da frangiflutti davanti alla difesa, la linea di trequartisti dietro l'unica puntancione vede Minissale, Sillà e Lo Giudice che sposta il suo raggio d'azione sul binario destro, risponde all'attuale Città di Sant'Agata con Inferrera tra i pali, con il numero 2 Russo, 3 Fabrizio Bontempo, 4 Peritera, 5 Franchina, 6 Zingales, 7 Calafiore, 8 Segreto, 9 Cicirello, 10 Mincica e 11 Rossano. Dirige l'incontro il signor Campisi della sezione di Siracusa, sui assistenti Attardi e Runza della sezione di Ragusa e Siracusa. Qui vediamo i due capitani Caldore e Russo scambiarsi un cenno d'intesa prima di poter passare con le nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nel rettangolo di gioco che vede il Città di Sant'Agata in classico completo biancazzurro gestire questo primo possesso e mettere pressione da sinistra verso destra ai vostri videoschermi. Risponde il Pistunina in maglia rossonera da destra verso sinistra. Dopo 40 secondi subito Lo Giudice atterrato a Privitera gli sventola il cartellino giallo il signor Sampisi. Qui ci ha provato intanto Mincica da distanza siderale a sorprendere Vitale, dall'altro lato però è Ancione a crearsi questa buona opportunità. Il suo destro però non impensierisce più di tanto Inferrera. Partono bene le due squadre qui con Lo Giudice che viene a giocare in mezzo alle linee, allarga il pallone per Minissale che vede tutto solo dentro Ancione, riesce ad alleggerire però la difesa della formazione tirrenica che risponde dall'altro lato con Calafiore che prova a muoversi anch'esso fra le linee, salta il diretto avversario Silla, il suo destro è potente ma non preciso e finisce praticamente in curva. Contrariato mister Bellinvia, decisamente più tranquillo mister Raciti in panchina quando il Sant'Agata però crea una ottima occasione con Cicirello che stoppa e si gira col mancino, non centrando però ancora una volta lo specchio della porta a difesa dal nuovo acquisto di mister Velardo Vitale. Qui viene fermato praticamente a tu per tu con Inferrera. Lo Giudice alza il braccio a indicare la posizione di offside il signor Campisi, ma il nostro rallenti lascia più di qualche dubbio. Qui ancora Lo Giudice a fare impazzire la retroguardia della difesa del Sant'Agata, non trova però l'assistenza di un compagno dal centro dell'area. Caldore intanto mette un altro pallone a rimorchio, il mancino potentissimo di Ardiri viene deviato dalla difesa del Sant'Agata che ora sta soffrendo le sortite offensive del Pistunina dagli sviluppi allo stesso calcio d'angolo. Minissale sul secondo palo trova Kiglen che era andato a svettare di testa di un soffio, però non riesce a portare in vantaggio i suoi. Qui Lo Giudice riesce a saltare un raddoppio avversario, andare sul fondo, il suo diagonale destro si spegne sull'esterno del palo per andare poi in rimessa dal fondo. Qui però il Sant'Agata con questa ripartenza con Miccia che prende palla tra le linee, la serve a Cicirello che non riesce però a girarsi e impensierire Vitale, manda il suo mancino. Qui Ardiri mette però dentro questo pallone, Kiglen atterrato da Privitera, non ha dubbi il direttore di gara Campisi, indica il dischetto e all'occasione al 36esimo il Pistunina di portarsi in vantaggio. È evidente la trattenuta di Privitera già ammonito ai danni di Kiglen. Dal dischetto andrà Pasquale Minissale, gli lascia il pallone Ancione, guarda negli occhi Inferrera, va alla sua sinistra e batte l'estremo difensore del Città di Sant'Agata per il vantaggio del Pistunina. Esplode la gioia in casa rossonera, emoziona anche il numero 9 della formazione padrona di casa che qui al 40esimo minuto trova però il primo cartellino giallo all'indirizzo di Ardiri. Ha un'altra occasione il Pistunina qui con Puzzone che si lancia in volo D'Angelo, viene pescato però in posizione di offside dal direttore di gara. L'ultima occasione per il Pistunina è questo passaggio arretrato di D'Angelo sul quale fa buona guardia Vitale. Sarà l'ultima occasione di questa prima frazione di gioco che termina col duplice fischio del signor Campisi che manda le squadre a riposo sull'1-0. È stato Minissale al 36esimo minuto di gioco a sbloccare la gara, quando noi possiamo passare con l'ausilio delle nostre immagini a raccontarvi quanto accaduto nella ripresa. Quei padroni di casa che però arretrano il loro baricentro. Ne approfitta il Città di Sant'Agata che prova ad aumentare la propria pressione e ha una serie di occasioni proprio all'inizio della seconda frazione di gioco. Qui ancora azione tutta in verticale
sul quale però riesce ad allontanare D'Angelo. Arriva il primo cambio al sesto della ripresa con Minissale che lascia campo a Scarfì, quando il Città di Sant'Agata però ha una clamorosa occasione affidata al mancino Di Segreto, che non riesce a centrare lo specchio della porta difesa da Vidale. Sant'Agata che ora però si fa pressante, e qui ha un'altra occasione, questa sforbiciata volante sul quale però fa buona guardia il neoacquisto del direttore sportivo Mortelliti. Qui lascia il campo anche Ancione per far spazio a Garte, che andrà a dare forse più peso al tandem offensivo di Mister Raciti. Qui però si fa sorprendere la difesa del Pistunina, azione in verticale, Russo per Cicirello che qui non può proprio sbagliare e firma il gol del pari. Succede tutto in un minuto, qui batte Vitale con questo destro fulminante. Azione successiva, allarga le mani Raciti, prende palla tra le linee Mincica, la serve a Carrello che si vuole allargare, vede Calafiore che arriva dalle retrovie e batte Vitale. Succede tutto in 2 minuti. Sant'Agata che ribalta la pratica. È stato Calafiore l'uomo di giornata per i ragazzi di Mister Belli in via, che ha battuto per la seconda volta Vitale. Azione quasi fotocopia al gol che aveva portato al pari del Sant'Agata. Qui lascia intanto anche il campo D'Angelo per il Pistunina per far spazio a Saglimbene, quando piove sul bagnato in casa Pistunina. Qui Ardiri con un brutto fallo rimedia il secondo cartellino giallo, doccia anticipata per l'ex Camaro, che lascia i suoi così in 10 uomini, quando il Sant'Agata ha un'altra occasione con Carrello. La palla termina sul destro di Mincica, Kiglen sulla linea riesce ad alleggerire, guarda il cronometro nervosamente Mister Belli in via, quando pochi minuti dopo esplode un parapiglia a seguito di questa reazione di Caldore, che abbandona anch'esso il campo. Terminerà in 9 addirittura la partita il Pistunina, e questo peserà molto nei minuti finali di gioco. Infatti nei 5 minuti di recupero il Sant'Agata ha anche l'occasione per rendere il risultato più rotondo, ma Keita riesce a rinvenire sul tentativo di Mincica di servire la corrente Carrello. Sarà questa l'ultima emozione della gara, infatti arriva il triplice fischio del signor Campisi. I 3 punti vanno al Città di Sant'Agata, che in rimonta grazie alle reti di Cicirello e Calafiore ribaltano il vantaggio iniziale di Minissale. Ottimo Pistunina che però porta a casa ancora una volta 0 punti. E allora anche per quest'oggi a Claudio Costanzo resta che ringraziarvi e darvi appuntamento alla prossima. Restate connessi e sfondate il tasto mi piace.